In questo momento dovrebbe essere riunita ancora la giunta regionale. All'ordine del giorno il tema non c'è, ma pare che si parlerà anche di rigassificatore. Vedremo nel pomeriggio, quando il presidente Tondo terrà la conferenza stampa di fine anno. Intanto ci sono Lega Ambiente e WWF che chiedono che venga azzerato tutto l'iter autorizzativo non solo del progetto del rigassificatore ma anche delle infrastrutture connesse. Sentiamo su questo Nada Ciocca. Sul rigassificatore di Zaule nelle ultime settimane attori importanti quali il ministro Clini e il presidente Tondo hanno espresso dubbi pubblicamente, ma si tratta di mere dichiarazioni che di fatto non fermano l'iter che si concluderà con l'autorizzazione unica calendarizzata per febbraio, dicono Lega Ambiente e WWF. Sono state annunciate così verbalmente dei ripensamenti da parte del presidente della regione, da parte del ministro Clini. Si è parlato in maniera abbastanza anomala di un supplemento di istruttoria che il Ministero avrebbe intenzione di fare, il Ministero dell'Ambiente, dopo le novità che sono emerse rispetto all'interferenza tra i rigassificatori e i traffici portuali, ma nel frattempo tutte le procedure di valutazione parallele che riguardano non solo il rigassificatore ma anche le altre infrastrutture connesse con questo stanno andando avanti. Per questo le due associazioni in una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e al Presidente Tondo chiedono che venga azzerato l'intero iter procedurale del rigassificatore di Zaule, del gasdotto Trieste Grado Villesse, della centrale termica Lucchini e del rigassificatore offshore progettato dalla E.ON. Infrastrutture interdipendenti che viaggiano però su percorsi autorizzativi separati, un'obiezione già segnalata al TAR del Lazio. Il Comitato Scientifico di WWF e Lega Ambiente considera necessario rivedere la via concessa a Gas Natural non solo per i motivi legati al traffico portuale, ma soprattutto per gli elementi emersi dal funzionamento del rigassificatore al largo di Rovigo, emissioni di cloro nell'aria e la formazione di schiuma che in un golfo chiuso può diventare forte veicolo batterico. Notizia di poco fa, sempre a proposito del rigassificatore, Gas Natural censurerà in tutte le sedi amministrative, civili, penali competenti le contestazioni definite dalla società parziali e preconcette portate avanti dagli oppositori al progetto del rigassificatore e chiederà il risarcimento dei danni. Lo dice il gruppo in una lettera inviata alle direzioni generali del Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e alla Regione Friuli Venezia Giulia in seguito all'annuncio del Ministro dell'Ambiente Clini, come avete sentito, di un supplemento di istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale dell'impianto.